Sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata, dopo vi do il testo, programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post-operatoria, ad eccezione ovviamente degli interventi indifferibili. Vuol dire che si vanno in sala operatoria solo con le urgenze, malati oncologici che sono alla fine del loro percorso chemioterapico o radioterapico e quindi sono pronti per essere operati. Ci si sta preparando al peggio, il piano Marshall della sanità veneta è pronto. Il governatore Zaia, nell'ormai quotidiano punto stampa di aggiornamento sull'andamento dell'epidemia, è chiaro, bisogna concentrare tutte le risorse sulle terapie intensive degli ospedali, in vista del picco oltre il quale salta la sostenibilità del sistema sanitario. Il tema non è la capacità di operare, chiarisce Zaia, ma di occupare un letto in terapia intensiva. Quindi, salve ovviamente le urgenze, stop agli interventi chirurgici, alle visite specialistiche ambulatoriali, chiusi URP e CUP, prenotazioni da ora solo via telefono o internet, farmaci ospedalieri distribuiti nelle farmacie, sospesa l'attività del Dipartimento Prevenzione salvo urgenze ed attività vaccinali. Noi stiamo lavorando sul fronte delle terapie intensive, abbiamo i nostri 494 posti più altri, insomma ragionevolmente consideriamo di arrivare a 700, stiamo attendendo una prima fornitura, noi abbiamo già comprato macchine per conto nostro finché ci siamo riusciti, dopodiché stiamo attendendo un arrivo di 90 più 12, sono 102 macchine che ho concordato a livello nazionale nella distribuzione nazionale, ne attendiamo almeno altre 100 e più macchine riusciamo a portare a casa, più postazioni riusciamo a garantire. C'è una grande difficoltà di approvvigionarsi sul mercato di attrezzature e macchinari per i letti di terapia intensiva. La regione, continua Zaia, sta negoziando forniture in mezzo mondo. Siamo attrezzati al peggio, vi ricordo che l'algoritmo ci dice che per i posti base di terapia intensiva con questa curva, se i cittadini non stanno a casa, non controllano e non rispettano le regole e se non c'è una flessione della curva, io mi auguro che ci sia, se questo non accade noi verso 28-26 marzo secondo il modello andiamo all'esaurimento dei posti base di terapia intensiva. A quel punto entrano in campo i 150 accessori e poi speriamo di averne attivati altri.